Volley Veneto Benacus, ben ritrovati in questa sabato 7 gennaio 2023. Ritorna il campionato in attesa del domenica 15, quando ci saranno le Final Four di Coppa Veneto, dove sarà protagonista il Volley Veneto, che si giocherà una chance per riuscire a fare bene anche in quella competizione. Ritroviamo la squadra di Adriano Fin impegnata contro il Monselice Volley 86. Non abbiamo naturalmente ancora gli starting six delle due formazioni. Presumibilmente dalla parte di Volley Veneto c'è una novità da parte dell'opposto. Per indisponibilità di De Giorgio giocherà dal primo minuto Leonardo Squara, mentre stiamo attendendo le due formazioni che entrino in campo, così vi daremo i nominativi dei giocatori che inizieranno questa partita. Probabilmente la diagonale veronese sarà composta da Squara Carrò, alla centrale Albrigo con De Agostini e in banda Mazzola e Tarocco, ma infatti l'avevamo detto, Michele Viola libero, nessuna novità quindi dalla parte di Volley Veneto, a parte Squara al posto dell'indisponibile De Giorgio. Risponde la formazione avversaria con il numero 26 Bottaro, con il numero 24 Andolfo Giacomo, con il numero 23-22 Magon Simone e con il numero 22 Minelle Riccardo. Libero il giocatore numero 20 Muci Filippo, libero il giocatore numero 30 Zanetti Nicolò. Tutto è pronto per iniziare. La palla dell'inizio del match andrà alla formazione ospite di Monselice Volley 86 e al servizio andrà il giocatore numero 20 Canato Riccardo. Tutto è pronto per questa 10ª giornata di campionato, che vede al primo posto Volley Veneto a 27 punti, seconda a Venezia ma con una partita in più a 24, terzo a Volley a 18, quarto Bassano sempre a 18 punti e a seguire fino ad arrivare a Monselice al 10° posto con 5 punti. Guarda, Leonardo mette un diagonale da posto 2 al muro di Verona. Grande primo punto della partita con il giocatore numero 13 Tommaso Albrigo, che porta il primo punto in casa per i padroni di casa. È proprio l'autore del punto, il centrale di Volley Veneto al servizio. Palla fuori, 1 pari. Buona la ricezione di Mazzola. Grande punto di Squara Leonardo da posto 2, che mette giù un lungolinea. Il libero, il giocatore numero 30 Zanetti, cerca di intervenire con un braccio, non ci riesce. È proprio l'autore del punto Leonardo Squara, che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Pallone flotto molto corto, possibilità di attacco del giocatore numero 14. Volley Veneto recupera. Tarocco ancora con un lungolinea, porta il 3-1 da posto 4. Lo schiacciatore di mette un lungolinea. Mi ero dimenticato di nominare Masetto Michele in campo. Palla corta questa volta di Leonardo, 3-2. Il numero 26, il centrale Fabio Bottaro.
abbondantemente lungo, 4-2 per la squadra di casa. La palla di Carocco cade sulla rete, 4-3. Al servizio del giocatore numero 14, Michele Masetto. Si è toccato la linea Masetto con il piede. Cinque a 3 punteggio per la squadra di casa. Al servizio Capitan Cristian De Agostini, il centrale di Volley Veneto. Un flot anche da parte di De Agostini. L'attacco del giocatore numero 22, il centrale Minelle Riccardo, va nell'angolo lungo in campo di Volley Veneto e accorcia le distanze così la squadra di Monselice, portandosi sul 4-5. Al servizio del giocatore numero 23, Magon Simone. Free ball nel campo di Monselice che ha la possibilità di attaccare. Naso al brigo, permette alla squadra di Monselice. Ancora il giocatore numero 23, Magon Simone al servizio. Michele Viola, Filippo Garrò, da per Mazzola. È data un'invasione del giocatore numero 22 Minelle Riccardo, che poi chiede scusa all'arbitro, probabilmente dalla foga di venire a murare Mazzola. Il giocatore ha incrociato con le proprie mani la rete, permettendo quindi a Volley Veneto di andare a 6 punti e portare Garrò fuori dai 9 metri. Punto per Volley Veneto con un block, con monster block del numero 13 Tommaso Albrigo, che porta a 7 punti per la propria squadra contro i 5 della formazione di Monselice. Ecco che il palleggiatore azzurro-arancio si porta il servizio. Primo nel campo di Volley Veneto. Un altro punto di squadra Leonardo, 8-5. Più 3 per la formazione di casa. Ancora Filippo Garrò al servizio. Ancora un float, buona la ricezione. Errore del numero 22 Minelle Riccardo, che smanaccia un bel pallone servitogli dal palleggiatore della formazione ospite. Aveva una buona possibilità d'angolo, l'ha accentuata parecchio, buttando fuori il pallone e permettendo alla squadra di casa di andare sul più 4. Ancora Filippo Garrò. Errore questa volta del palleggiatore, il giocatore numero 20 Mucci Filippo, che ha dato al suo compagno un pallone molto difficile da gestire, costringendolo a buttarlo sul muro con il giocatore numero 24, se non erro Andolfo Giacomo. Aveva provato da posto 4 a buttare il pallone di là, ma il muro è stato molto attento di Volley Veneto, a tutto è partito dal palleggio non troppo alto del giocatore numero 20 Filippo Bucci, capitano. Più 5 per la squadra di Volley Veneto. 30 secondi di pausa. Ritornano in campo le due formazioni. Ricordiamo prima partita del 2023 in
è stata giocata oggi la partita tra Siena e Venezia, Venezia per 3-0, altre partite che si stanno giocando in questo momento a Volley contro l'Inter, Cornuda contro a Volley e Sefamo contro FD Automazione. Buona la difesa di Mazzola, Garrola da la squadra che si appoggia sul muro del giocatore numero 24 Andolfo Giacomo, che non riesce a trattenere il pallone. Questa volta la giocata di Squara che invece di fare il tiro forte proprio cerca e mira la mano avversaria. Ancora Garro. Buona la di Veneto. Ancora Mazzola, un attacco potente sulle mani del centrale, il 22 Riccardo Minelle, 12-5. La squadra di casa per il momento è avanti di 7 punti. Ancora Filippo Garrò al servizio. La palla nel campo di volley Veneto, Garrò la dà ancora a squadra. Questa volta la difesa di Monselice è attenta. Errore ancora del 24 Andolfo, che avrebbe potuto sicuramente giocare il pallone dall'altra parte senza cercare di attaccare in maniera violenta una palla difficilissima, regalare magari il triplo a Verona e magari poi tentare la difesa. Ancora Garrò, buona questa volta la ricezione del 23, punto del giocatore numero 14 del posto Michele Masetto, che da un pipe da 1-2 porta a 6 punti per la squadra, per la propria squadra, concedendo al centrale Riccardo Minelli di uscire dai 9 metri per il suo servizio. Ancora un altro errore al servizio per la squadra Ossi, 14-6. Sostituzione Mazzola ed entra Albertini, esordio stagionale per Albertini per il suo servizio. L'arbitro dice a Michele Viola qualcosa perché l'assegnappunti non aveva alzato le mani. Albertini al servizio. Buona la ricezione, possibilità di attacco. Questa volta il muro 2 di Aldrigo e di Squara Leonardo va fuori dal campo. 7-14. Si avvicinano di un punto i giocatori del Monselice, mandando fuori dal campo il giocatore numero 20 Luca Filippo. Mazzola mette giù un pallone da post flutter, Sasha Tarocco mette giù un pallone potentissimo, 15-7 da post 4. Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri per il suo servizio, rimane in campo Albertini. Di attacco del giocatore numero 14 Masetto, che piega le mani del muro 2 e permettendo alla squadra ospite di andare sugli 8 punti contro i 15 avversari. Al servizio del giocatore numero 24 Andolfo Giacomo. Buona la difesa di Albertini, la palla nel campo di Monselice, ancora il muro di volley Veneto, possibilità ancora di attacco. Un errore abbastanza madornale
nato da una palla che sarebbe uscita fuori dopo un intervento di Albertini in difesa. Il giocatore del Monselice ha recuperato il pallone, una palla andata fuori, squadra Leonardo. Monselice. Masetto Michele, che si porta sui 9 contro i 16 di Volley Veneto. Al servizio al giocatore numero 26 Fabio Bottaro. 16-10, sembra un po' essersi smarrita la formazione di Adriano Fini in questa fase di gioco. Forse i giocatori, essendosi sul più 8, si sono un attimo rilassati. Subito Monselice che ne approfitta, ancora il giocatore numero 26, questa volta Michele Viola interviene. Il tempo di Cristian De Agostini che mette giù di 13-10 molto potente. Sostituzione, esce il numero 1 Albertini ed entra il numero 12 Tommaso Mazzola, 17-10. Per Mazzola Di Agostini nei 3 metri. Viola squadra e Tarocco nei 6. 18-10, molto potente il servizio di Sasha Tarocco sulle lungolinea. In zona 5 il giocatore numero 23 Magon Simone non è intervenuto. 18-10, ancora più 8 per la formazione di Volley Veneto. Questa volta il pallone fuori, 18-11. Comunque sempre molto potenti i servizi di Tarocco. Al servizio Michele Masetto. Stavolta il pallone di Masetto cade sulla rete. 19-11. Capitano De Agostini fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Mazzola mette giù il pallone del 20-11. Poi in difficoltà la ricezione in questo frangente sul servizio di Cristian De Agostini. Non è stato perfetto il giocatore numero 24 Andolfo. Time out chiesto dalla panchina di Monselice Volley. 86 quando siamo sul 20-11 in questo primo set della 10ª giornata di campionato. Allora io ne approfitto in questa pausa per dirvi com'è la classifica. Ricordiamo Venezia e Padova hanno già giocato, quindi hanno già giocato partite. La classifica vede Volley Veneto naturalmente in meno rispetto a Venezia, 27 punti, Venezia 24, a Volley 18, Bassano 18, Cornuda 16, Olimpo 16, Mazzone Piove 13, Astra Volley 12, Chiene Padova 8, Monselli, 10° posto Monselice 5 punti, 11° posto per Anodica, sempre 5 punti, a chiudere Sefamo ancora 0 punti, ma sono rientrate in campo le due squadre. Murato il giocatore numero 23 da posto 4 Magon Simone. De Agostini. Primo tempo di Tommaso Albrigo, 22-11. Sempre un po' in difficoltà i due schiacciatori, il giocatore numero 23 Magon e il numero 24 Andolfo su questa sessione di servizi di Cristian De Agostini. Questo flop non danno delle palle facili al loro palleggiatore, il giocatore numero 20 Mucci Filippo. E ancora un altro punto, 23-11.
l'avevamo detto, questo servizio mette in difficoltà gli due schiacciatori. Sto guardando se ci sono dei movimenti in panchina da parte di Monselice, ancora no. Il punto viene dato a Monselice per un'invasione da parte di Mazzola, concedendo il 12° punto per la squadra ospite. Fuori dal campo il giocatore numero 23 Magon Simone. Mazzola, Garro, primo tempo di Albrigo, ma la palla è ancora giocabile dal campo del Monselice con un primo tempo, squadra riesce a recuperare, Mazzola non può farla giocare, Frigoli nel campo di Monselice. E Tommaso Albrigo non fa passare il giocatore numero 24 Andolfo. Credo che Andolfo sia stato già murato 2 o 3 volte. E al servizio va Filippo Garro. Buona la ricezione di Monselice, che cerca di attaccare con il giocatore numero 22 Minelle, ancora spostato verso il posto 2, e per la seconda volta questo tipo di attacco Minelle lo butta abbondantemente fuori, e chiudendo il primo set per il 25-12. 3 minuti di pausa. Vai Tommy!
Inizia il secondo set con Mazzola al servizio. Buona la ricezione di Monselice che cerca di attaccare. Viene chiamato la doppia, il palleggiatore, il giocatore numero 20, Mucci Filippo, il capitano. Ancora Mazzola al servizio. Questa volta il pallone cade sulla rete, uno pari. Stato il cambio del libero, era entrato Monterrani, Nicolò sul servizio di Mazzola, adesso è rientrato Michele Viola. Attacco potentissimo di Sasha Tarocco, l'opposto al giocatore numero 14 della squadra di Monselice. Masetto intercetta il pallone, ma la palla è andata a cadere sull'asticella laterale, sull'antennina, permettendo alla squadra di casa di andare sul 2-1. Tommaso Albrigo, il centrale di Volley Veneto. Buona la ricezione di Monselice, che attacca con il giocatore numero 14, l'opposto Michele Masetto, forse il migliore dei suoi anche nel primo parziale, che con i suoi attacchi ha sempre comunque cercato di dare continuità alla propria, grazie anche comunque ai muri attenti e le difese di volley. Questa volta il giocatore spreca un pallone lunghissimo, aveva cercato di mirare verso la fine del campo, la palla è uscita abbondantemente dal campo, l'opposto veronese Leonardo Squara al servizio in float. Buona la ricezione, possibilità di attacco da punto 4, punto del giocatore numero 23 Simone Mamon. Hanno cercato di intervenire il muro 2 intercettando il pallone, Michele Viola si era allungato per riuscire a recuperarlo, non c'è riuscito, 3 pari, è proprio l'autore del punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Tarocco, Cristian De Agostini, una bella palla veloce di Garrò, serve il posto 3 Capitan De Agostini, che premia il proprio palleggiatore con un bellissimo punto, 4-3. Sasha Tarocco, palla molto alta, servizio potente, buona la ricezione del schiacciatore di Monselice. Ancora un errore questa volta del giocatore numero 14 Masetto Michele, sparacchia la palla abbondantemente fuori. Ancora Tarocco al servizio, 5-3. più 2 per Volley Veneto. Ricordiamo il primo set vinto dai padroni di casa per 25-12. Questa volta la palla di Tarocco cade nel pullastro, cade sulla rete del proprio campo, 5-4. È proprio l'opposto di Monselice, il giocatore numero 14 Masetto al servizio. No, scusate, il giocatore numero 16. È entrato il giocatore numero 16 Brunello Riccardo, non avevo visto il centrale che ha sostituito, vediamo. Punto per Monselice, il giocatore numero 24 Andolfo. No, stavamo guardando, dicevamo il centrale erano il 26 e il 22, il 26 lo vedo in campo, quindi buttare ancora in campo, ha sostituito quindi il numero 16 Riccardo Minella, è entrato Brunello Riccardo, scusatemi non me ne ero accorto. Grande primo tempo del numero 13 Tommaso Albrigo, 7-5. Un altro attacco nelle zone centrali del campo che viene premiato con un altro punto, è proprio il palleggiatore Filippo Garrò che si appresta al servizio. Palla corta intercettata da
L'attacco del 26 Fabio Bottaro è efficace. Mi dicono che il video non è a fuoco, il nostro schermo invece sembra di sì. Fribone, campo di volley Veneto. Grande lungolinea di Mazzola, 8-6. No, dicevo dalla chat, avete scritto che il video non è a fuoco, però dal nostro schermo mi dicono che ora è ok, molto bene. Mazzola al servizio. L'attacco da posto 2 del giocatore numero 14 Michele Masetto è efficace, un bel lungolinea 8-7. Sicuramente il secondo set è molto più combattuto del primo parziale. Una squadra ospite che non si sta a mollare come è successo nel primo set. Questa volta il pallone è sparacchiato fuori dal numero 26 Fabio Bottaro. 9-7. Rotazione del centrale con il libero, quindi Michele Viola lascia il campo per lasciare il posto a Cristian De Agostini con il numero 13 Tommaso El Brigo al servizio. Molto difficoltà alla ricezione, la palla nel campo di volley Veneto. Sasha Tarocco che va a intercettare le mani del numero 14 Masetto. Da posto 4 lo schiacciatore va tirato in lungolinea. 10-7 più 3 per la squadra di casa. Ancora Tommaso El Brigo al servizio. Ancora una difficoltà nella ricezione, il front dei centrali di volley Veneto mettono veramente in difficoltà la difesa di Monselice. Prima anche è successo con Cristian De Agostini nel set precedente. Un altro errore. Mazzola recupera, Garrola alza per Renato Squara. La palla ancora nel campo di volley Veneto. E ancora Cristian De Agostini, 11-7. 12-7, scusate. Più 5 per volley Veneto, ma grandissima difficoltà nella ricezione su questi float dei centrali veronesi. Costringono il coach di Monselice a chiamare time out per non vedere la squadra padrona di casa partire come è successo nel primo parziale. 12-7 più 5 per volley Veneto. Rientrano in campo dopo i 30 secondi di time out chiesto dalla panchina di Monselice. Ancora con Tommaso El Brigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. 12-7. L'attacco del giocatore numero 14 Masetto non è efficace. Per il muro molto attento da uno di Sasha Tarocco che non lascia passare il pallone. 13-7 più 6 per i padroni di casa. E ancora El Brigo fuori dai 9 metri per il suo servizio. Grande attacco, grande il primo tempo del giocatore numero 16 Brunello Riccardo. Aveva cercato di intercettare con il braccio Tommaso El Brigo. Il pallone ha toccato il soffitto, concedendo il 13-8 alla squadra ospite, mandando fuori dal campo il 14 Masetto Michele, molto potente su Sasha Tarocco, Garroppe, Squara Leonardo, per intercettare il muro del numero 23 Simone Magon.
le mani alte dello schiacciatore che aveva cercato di impedire l'attacco di Squara e porta a 14 il punteggio per i padroni di casa. È proprio l'autore del punto, Leonardo Squara, che si appresta al servizio, ma Cristian De Agostini chiede la formazione per vedere se è proprio Squara Leonardo che deve andare al servizio. Così è. Mazzola e Squara fuori dai 9 metri assieme a Motteran. Garrò, De Agostini e Tarocco dai 3 metri. Ed è un altro punto di Squara Leonardo, che al momento sta sostituendo degnamente De Giorgio. 15-8 su un pallone non proprio giocabile al 100%. È riuscito a mettere in difficoltà la difesa degli ospiti, portandosi a 15 più 7 ancora Squara Leonardo. Ancora un float, questa volta buona la ricezione, possibilità di attacco nelle zone centrali del campo, ancora un posto 3, ancora col giocatore numero 16 Brunello Riccardo, che porta, credo che abbia già fatto 2 o 3 punti personali. 15-9 al servizio del giocatore numero 23 Simone Magon. La palla nel campo di Volley Veneto dopo il muro subito da Tarocco. Punto per la palla fuori. De Agostini in protesta. 15-10, viene chiamato fuori l'attacco di Sasha Tarocco. 15-10. Ancora il servizio del giocatore numero 23 Simone Magon. Errore di Tarocco, 15-11. Aveva cercato la potenza cercando il braccio avversario Tarocco, non trovandolo. Più 4 per Volley Veneto, che vede recuperati 3 punti in questo frangente. Vediamo se Adriano Fin chiamerà il time out. Al momento no. Mazzola, Garrò, De Agostini mette tutto a posto. 16-11, cambio palla immediato. Entra Motteran ed esce Michele Viola, e fuori dai 9 metri Sasha Tarocco sul 16-11. Sicuramente è un set più combattuto rispetto al parziale precedente, questo secondo set. Vedo più agonismo in campo da entrambe le parti, ma soprattutto dalla squadra ospite. Ora è il servizio di Sasha Tarocco, 16-12. Al servizio centrale il giocatore numero 16 Riccardo Brunello. Punto 16-13 ed è un ace. 16-13. Noi non abbiamo visto esattamente dove è caduto il pallone, voi che avete la possibilità di aver visto l'immagine, Cristian De Agostini adesso va a parlare con l'arbitro, probabilmente delle proteste in più da parte di qualcuno. 16-13, ragazzi, la partita è stata bella e tranquilla finora, vediamo di mantenere il ritmo. Tarocco. Mazzola viene murato da uno splendido muro, questa volta effettivamente da posto 2, i giocatori molto attenti del Monselice Volley. 16-14, ancora il giocatore numero 16 Riccardo Brunello al servizio. Tarocco. 17-14, e ancora Cristian De Agostini che estrae le castagne dal fuoco, come si suol dire.
proprio l'autore di questo punto che va fuori dai 9 metri. 17-14. Merselice recupera il pallone. Primo nel campo del Monselice. Attacco del giocatore numero 24. L'ultimo sparacchiato fuori, 18-14. Comunque ancora il servizio di Cristian Agostini, come il servizio nella rotazione precedente di Tommaso El Brigo mette molte difficoltà alla difesa del Monselice. Vediamo se continuerà il trend di Agostini, ancora in flot. La palla nel campo di Volley Veneto. Questa volta il pipe Ritarocco è efficace, 19-14. a 14. Time out chiesto dalla time out discrezionale chiesto dalla panchina di Monselice. Volley Veneto più 5 in questa fase finale di secondo set. Ricordiamo il primo parziale finito in favore dei padroni di casa per 25-12. Sicuramente più combattuto questo secondo set. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due squadre. Secondo il timeout discrezionale consumato dalla panchina di Monselice, 19-14. Ancora Cristian De Agostini al servizio. La palla nel campo di Volley Veneto. Mazzola mette giù il diagonale del 20-14. Ma tutto nasce comunque dalla non perfetta ricezione dei giocatori del Monselice che soffrono questo tipo di flop. Giocatore numero 14 Masetto, era stata la ricezione del giocatore numero 21 a permettere poi il successivo attacco. Al servizio del palleggiatore Mucci Filippo. Sparacchia fuori il pallone di 1 metro abbondantemente il palleggiatore di Monselice. Adesso fuori dai 9 metri Filippo Garrò, 21-5, 15 più 6 per la squadra di padrona di casa. La palla nel campo di Volley Veneto. La squadra viene murato. La palla viene chiamata fuori, noi sinceramente non lo abbiamo visto. Se il muro era dentro o fuori. No. 22-15. Filippo Garrò al servizio. Muro di Tommaso El Brigo sull'attacco centrale. 23-15. Entra Marco Bellinazzi al posto di Filippo Garrò. Cambio di palleggiatore per Volley Veneto. Flot, buona la ricezione di Felice che attacca nelle zone centrali. Errore del giocatore numero 26 Fabio Boscaro, che sparacchia veramente lontanissimo dalla linea del campo il pallone. 24-15. Ancora Marco Bellinazzi al servizio.
Palla corta. Errore di Mazzola, 24-16. Da posto 4 che smanaccia il pallone facendolo toccare l'asticella laterale della rete. Il servizio Monselice. Palla fuori, finisce qua 25-16. 25-12, 25-16. 3 minuti di pausa per il cambio campo. Eccoci qua per il terzo set, siamo sull'1-0, un bel attacco di Mazzola,
il muro veronese non può fare nulla sull'attacco dell'opposto di Monselice, il giocatore numero 14 Michele Basetto, 1 pari. Al servizio in centrale il giocatore numero 16 Riccardo Brunello, che ha fatto veramente delle buone cose nel secondo set. Buona la difesa di Tarocco, grande Cristian D'Agostini, ben servito dal palleggiatore Garro Filippo, e gli concede primo tempo una palla velocissima, 2-1 per la squadra ospite. L'opposto Scuola Leonardo al servizio. La palla ancora nel campo di Monselice. Attacco del giocatore numero 23 Minelle Riccardo, 2 pari. I primi punti sono equilibrati in questo terzo set. Ricordiamo il punteggio 2-0 per la squadra di casa, 25-12, 25-16. Mazzola, Garro Filippo per Tarocco. Muro non molto ben disposto. Riccardo Minelle era abbastanza con le mani lontane da rete. La palla gli corre per tutto il corpo. Va a cadere ai suoi piedi, 3-2. Al servizio Sasha Tarocco. Errore di distrazione della squadra di Monselice. Il palleggiatore è cambiato, c'è in campo il giocatore numero 9 Leonardo Veronese, aveva cercato un secondo tocco non riuscendoci. Ancora Tarocco, la palla nel campo di Monselice, pallonetto, Garro, 5-2, pipe di Sasha Tarocco. Si è un po' disunita la squadra di Monselice in questo inizio di terzo set. Ancora Tarocco al servizio. Palla molto alta, molto potente. Del giocatore numero 23 efficace, avevano cercato di metterci rimedio ai giocatori di Volley Veneto, rimane a terra Garro ma si alza subito. Il giocatore Magon Simone da posto 4 porta il 5-3, è proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Cristian D'Agostini, vediamo se riescono a recuperare il pallone. Non ci riescono. Ancora attacco potente del capitano centrale di Volley Veneto, 6-3. Avevano cercato in un primo frangente con un bugger di recuperare il pallone, ma la palla poi si è avvicinata troppo al muro. I giocatori di Monselice non sono più riusciti a recuperarla. Cristian D'Agostini al servizio. È un ace. Incomprensione tra il giocatore numero 24 Andolfo e il libero Zanetti in una zona di conflitto tra 5 e 6, permette il 7-3 con un ace di Cristian D'Agostini. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Mazzola di piena potenza piega le mani dal muro del giocatore numero 22 Minelle, che non può far altro che vedere il pallone cadere fuori. 8-3, scusate. Il 9 è il numero di Capitan Cristian D'Agostini, il numero della sua maglia. Ancora flot, ancora difficoltà nella ricezione, free ball al campo di Volley Veneto, però l'errore del giocatore numero 22 Minelle, che non doveva far altro che appoggiare il pallone da un pallone potentissimo. 9-3, time out chiesto dalla panchina di Monselice. Dicevamo squadra che era subito partita bene,
però poi la squadra si è disunita. Stiamo guardando degli errori abbastanza veniali in questa fase di terzo set che non avevamo visto nei primi due parziali. 30 secondi di catechizzazione da parte delle due panchine per i giocatori delle due squadre. Rientrano in campo le due formazioni dopo i 30 secondi di time out discrezionale chiesto dalla panchina di Monselice. Ancora Cristian De Agostini al servizio, lo dicevamo anche nei set precedenti. Stanno soffrendo molto i servizi dei nostri centrali, questa volta invece la ricezione è ottima, ma il Muro è molto attento sull'attacco del giocatore numero 24 Andolfo Giacomo da posto 4. E il pallone cade ancora nel campo di Monselice e ancora De Agostini al servizio, più 7 in questo terzo set. Errore ancora di Andolfo che sparacchia un pallone lontanissimo dal campo. 11-3. Ancora De Agostini al servizio. E un altro ace, lo dicevamo. Sostituzione nel campo di Monselice. Esce il giocatore numero 24 Andolfo ed entra il numero 21 Canato. Soffre molto il servizio in float. Esce il giocatore numero 24, il giocatore numero 21. Adesso c'è la possibilità di poter riprendere il gioco. Il segnapunti non aveva fatto in tempo a vedere i numeri dei due giocatori. Ancora De Agostini al servizio, 12-3, più 9 in questo terzo set. È difficile poter giudicare perché il servizio di De Agostini sta veramente mettendo in grandissima difficoltà Monselice. 13-3 più 10. La palla nel campo di volley Veneto. Carrò dà un pallone a Mazzola, non è senza muro, il giocatore fa quello che vuole. 14-3. Sembra che Monselice abbia un po' mollato le redini. Time out chiesto ancora dalla panchina di Monselice, che sta vedendo i suoi ragazzi che stanno un po' perdendo la bussola. Secondo time out discrezionale da parte del coach di Monselice. 14-3, 30 secondi di pausa anche per noi. Ancora De Agostini, 14-3. Punto del giocatore numero 14 che interrompe la striscia positiva di De Agostini, l'opposto Michele Masetto. Al servizio il centrale, il giocatore numero 22 Minelle Riccardo. 15-4, pallone fuori il servizio di Minelle, entra Bellinazzi al posto di Filippo Garrò. (15-4) Bellinazzi risolto.
Fribourg nel campo di Monselice. Ancora la palla nel campo di Monselice. Motteran cerca di intervenire sull'attacco del giocatore numero 14 Michele Masetto, non riuscendoci. Il palleggiatore, il giocatore numero 5, scusate, il giocatore numero 9 veronese Leonardo al suo servizio. Motteran, Bellinazzi, Squara è costretto a regalare il Fribourg nel campo di Monselice con la possibilità di attacco. Numero 1 di Squara Leonardo che piega le mani verso il lungolinea nonostante il corpo fosse proiettato verso zona 3. 16-5. Bel gesto atletico dell'opposto di Volley Veneto che concede al numero 12 Tommaso Mazzola di andare fuori dal campo per il suo servizio. Molto potente, buona la ricezione di Monselice che ha la possibilità di attaccare. Ancora con il giocatore numero 14 Michele Masetto, l'unico che in questo frangente riesce a tenere un pochino galla la propria squadra. Fuori dal campo il giocatore numero 21 se non erro, Riccardo Canato. Mazzola, Bellinazzi, Squara Leonardo che piega le mani del muro a 2 del centrale Brunello e del giocatore numero 23 Simone Magon. 17-6. Il Brigo al servizio. Sostituzione. Se non erro, è entrato Gatti al posto di Capitano De Agostini. Cambia anche il centrale mister Adriano Finti. Pallonetto. Bellinazzi la dà per Mazzola, la palla nel campo di Monselice. Ancora Gatti che riesce a neutralizzare l'attacco centrale. Buona la diagonale di difesa di Monselice che attacca. Bellinazzi la dà per Mazzola. Buona la difesa, bellissime giocate questa volta. Michele Masetto. Gatti, dicevamo, è entrato al posto di De Agostini, come tante volte è successo in questo campionato. Ha dato molta fiducia al giocatore Adriano Fin, che è sempre stato ricambiato con delle ottime prestazioni. Palla nel campo di volley Veneto, primo tempo di gara. Come dicevamo, il giocatore ha sempre risposto alla grande quando chiamato in causa da mister Adriano Fin. 18-7. Squara Leonardo al servizio. Flotto sul lungolinea, buona la ricezione di Monselice che attacca con il giocatore 14, ma il muro del... No, è entrato anche Edoardo Soprali al posto di Sasha Tarocco, non l'avevo visto. 18-8. Il muro di Soprali e di Gatti va fuori dal campo, concedendo l'ottavo punto al Monselice. Soprali, ancora un attacco di Gatti, ancora ben servito da Bellinazzi. 19-8. Viene chiamata la rotazione Edoardo Soprali al servizio. C'è stata un po' di confusione, stava per andarci Mazzola. Palla molto alta, molto potente, però la palla cade sulla rete. 19-9. Al servizio il giocatore numero 23 Simone Magon.
Gatti, Bellinazzi, Soprali, Mazzola, Bellinazzi, Mazzola costretto ad appoggiare il pallone dall'altra parte. La palla ancora nel campo di Monselice. A 10, secondo me il pallone non era passato, ma nessuno ha protestato, quindi probabilmente il muro l'aveva toccato, quindi nessuna contestazione. 19 a 10, sembrano un po' essersi rilassati i giocatori di Volley Veneto. Al servizio la formazione di Monselice con il giocatore numero 23, Mavon Simone. Mazzola mette giù il pallone del 20 a 10. Gatti, Davide Gatti al servizio in questa fase finale di set, 20 a 10, con gli altri parziali 25 a 12, 25 a 16. Ancora Gatti al servizio. Buona la ricezione di Monselice che attacca il centrale, ma la palla è con una buona difesa dell'attacco del giocatore numero 22 Vinelle. Aveva cercato di dare potenza, Edoardo Soprali è riuscito ad intervenire, poi sul successivo attacco Squara Leonardo ha messo giù il pallone. Muro di Mazzola e di Edoardo, scusate, del numero 13 Tommaso Albrigo, 22 a 10. Sembrano un po' essersi ricomposti i giocatori di Volley Veneto. Ancora Gatti al servizio. Centrale che ha sostituito Cristian De Agostini in questo finale di terzo set. Pallonetto del centrale di Monselice che non ha effetto. Possibilità di free ball ancora nel campo di Volley Veneto. La palla nel campo di Monselice che ha possibilità di attaccare. Grande difesa di Edoardo Soprali. Leonardo che mette giù il pallone del 23 a 10, ma grandissima difesa di Volley Veneto che tiene alti tutti i palloni e dà la possibilità alle bocche di fuoco di Volley Veneto di recuperare e di buttare giù la palla del 23 a 10. Ancora Davide Gatti al servizio. Errore anche del numero 14 Masetto Michele, che sembra anche lui in questo finale di set aver bollato le ancore. Il giocatore che assieme a Brunello aveva cercato di dare continuità agli attacchi di Volley di Monselice. Punto del giocatore numero 22 Minello Riccardo, 24 a 11, proprio l'autore di questo punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Finisce qua 25 a 11 con l'attacco del numero 13 Tommaso Albrigo, male intercettato dalla formazione di Volley Veneto, che si porta a 10 vittorie consecutive in campionato, portandosi a 30 punti e rimanendo così a più 6 dalle inseguitrici, la Venezia che ha vinto oggi contro Padova per 3 a 0, 25 a 11. Volley Veneto che si porta quindi a 30 punti, Venezia 24, e poi non abbiamo ancora i risultati delle altre squadre, quindi io vi saluto, buona serata, buon sabato sera con un'altra vittoria. Volley Veneto porta a casa 3 punti importantissimi in attesa delle Final Four di Coppa Veneto, che la vedrà impegnata
per riuscire a fare bene anche in quella competizione. Buona serata a tutti, ci risentiamo per la prossima partita di Volley Veneto.